L'ignoranza è l'origine di tutti i mali. Ma è davvero così? Se l'ignoranza è intesa come una mancanza di conoscenza o comprensione su determinati importanti argomenti, allora secondo me potrebbe starci perché questo genera pregiudizio, discriminazione e intolleranza. Ma c'è una forma di ignoranza che dobbiamo, secondo me, coltivare e ascoltare. È quasi un paradosso, lo so, ma si tratta di lasciare andare la ragione, il raziocinio, il controllo, di avere fede. Allora, volevo riflettere con voi su una espressione che ho voluto usare nel mio short film E fu Veneto. E penso che quello che dirò faccia anche un po' discutere. Anzi, spero che possa essere oggetto di discussione qui nei commenti di questo video. Non faccio nessun spoiler del short film, anzi vi invito a vederlo al link qui sotto. È un film dove ho messo le 7 province del Veneto a tavola con il timore di un cambiamento che ormai è presente sotto i loro occhi. Quindi un film che parla anche di ignoranza popolare. Insomma, ho usato la frase in questione. All'alcol che ci protegge. Abbiamo l'alcol che ci protegge. È una frase che è stata espressa 3 anni fa agli inizi della pandemia da dei giovani in un bar, mentre erano intervistati da una TV locale in diretta. Questa frase mi è rimasta impressa nella mente, non solo perché da un buon veneto mi ha fatto ridere e ha, diciamo, solleticato una parte del mio orgoglio veneto, ma perché è l'emblema dell'ignoranza popolare. È come se per me in qualche modo avessero detto è l'ignoranza che ci salva. Ed io ho pensato, cavoli, è vero? Ma non un'ignoranza dispregiativa. Togliamo il giudizio, non giudichiamo i ragazzi o altro. E soprattutto non voglio parlare di pandemia, di cosa è giusto o sbagliato. L'ignoranza a volte ci salva da quella pesantezza che a volte è la vita. Mi spiego. È buono avere una consapevolezza che sì, nel mondo ci sono le guerre, le malattie, la CO2, eccetera. Ma se guardiamo tutto con ossessione, ci ammaliamo dentro. Abbiamo stress, ansie, pensiamo negativo, contagiamo la negatività a chi ci sta intorno e poi non agiamo o peggio non reagiamo e l'ignoranza quando serve è la cura dell'infelicità. Quindi meglio berci sopra. Guardiamo fino all'ultimo, agendo per il bene. Ovvio che sapere cosa accade nel mondo ci dà l'opportunità di prevenire, di agire nel buon senso ed essere informati ci salva dal punto di vista fisico, economico, quindi materiale. Ma il punto è questo. A volte ignorare la negatività o un male fisico è un modo per salvare la nostra mente da ciò che arriva dall'esterno per dare attenzione a ciò che è dentro di noi. Valori che non sempre coincidono con le tradizioni popolari, con il volere di un popolo, di una comunità, di una società, con uno Stato o addirittura una religione. Ecco, io penso che l'ignoranza si manifesta sulle cose che sono al di fuori dei nostri valori. Ma forse, dico forse, a volte agiamo inconsciamente con leggerezza e ignoranza perché sappiamo che dentro di noi c'è da qualche parte una risposta. La nostra mente inconscia lo sa, o chiamatelo intuito, ma per me è già oltre. Quindi ignoriamo ciò che è fuori perché percepiamo una risposta che abbiamo dentro, anche se non è chiara e nitida. Vista in questa maniera, l'ignoranza è un atto di fede? Fiducia inconscia che in ogni caso andrà tutto bene? Ecco, questa fatalità è un'altra memorabile frase uscita durante la pandemia. Non dico che dobbiamo essere tutti un po' ignoranti, ma di riuscire ad avere il controllo della propria mente e dare l'attenzione giusta alle cose che noi abbiamo nel cuore e di fidarci del fatto che se facciamo così andrà veramente tutto bene. Cosa ne pensate?